Con l'inizio della stagione balneare torna sulle coste siciliane l'alga tossica. Il monitoraggio dell'ARPA Sicilia sulla presenza dell'Ostreopsis ovata non lascia infatti dubbi. La densità di Ostreopsis è superiore al valore di attenzione indicato dal Ministero della Salute, 10.000 cellule per litro. La situazione è più preoccupante nel mare di Trappeto, ultimo rilevamento 400.723 cellule per litro. Sul sito www.arpa.sicilia.it è comunque possibile visualizzare i dati completi relativi al monitoraggio. Attività, secondo il commissario straordinario dell'ARPA, Salvo Cocina, rilevante sia da un punto di vista ambientale che sanitario. Non sono ancora chiare le cause della comparsa dell'alga tossica, ma è stato osservato che l'inalazione dell'aerosol marino, dove risulta esserci un valore elevato di Ostreopsis, può generare nei casi più gravi anche problemi alle vie respiratorie. Il periodo clou in cui l'alga si sviluppa va da luglio ad agosto ed interessa prevalentemente tratti della costa intorno al Golfo di Palermo e dei litorali delle province di Trapani e Catania. L'assessore regionale all'ambiente Alessandro Arico, di concerto con il dirigente generale del Dipartimento Ambiente Giovanni Arnoni, ha convocato per mercoledì prossimo il tavolo tecnico delle acque, in modo da individuare possibili soluzioni alla elevata concentrazione di Ostreopsis ovata nelle nostre acque. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente chiederà inoltre al tavolo l'attivazione di un gruppo tecnico ristretto a livello regionale che possa coordinare le iniziative previste nella circolare interassessoriale, piano di sorveglianza sindromica e piano di comunicazione del rischio per l'individuazione della popolazione maggiormente esposta al rischio sanitario relativo all'alga tossica e le modalità di comunicazione delle situazioni di allerta o emergenza alla popolazione interessata.